Allora, c'è una scuola a Padova, periferia di Padova, vicino a Vianelli, moltissimi alunni immigrati, la scuola elementare. Gli insegnanti sono fatti un mazzo così per fare di un dramma sociale, che è il fatto di avere moltissime situazioni sociali pesanti, moltissimi immigrati, emarginazione economica, emarginazione sociale, culturale, eccetera, eccetera, una scuola che sappia includere, che sappia far lavorare i bambini, che sappia parlare al quartiere, che sappia fare delle cose belle. L'hanno fatto. Adesso la Gelmini distruggerà tutto questo, ok? E questa scuola diventerà il contenitore di tutte le sfighe possibili sociali. Quel quartiere peggiorerà. La città sono destinate dentro questa crisi a diventare dei buchi neri di immaginazione, conflittualità e di tutto il peggio che possiamo pensare. Questa scuola, parlando con gli insegnanti, mi dice due cose che secondo me ci dicono molto a quello che ci sta succedendo. Uno, che quello che loro hanno fatto non gliel'ha detto nessuno, non c'è nessun manuale, non c'è nessuna indicazione ministeriale, non c'è nessun programma deciso a Roma, non c'è nemmeno nessun contratto nazionale che garantisce, che dica che cosa si debba fare in quel contesto, in quella situazione molto particolare. Nella scuola di Vianelli si impara ogni giorno come fare scuola, perché le biografie individuali di ciascuno sono irripetibili. Si fa scuola in Vianelli a Padova, si fa scuola allo Zen a Palermo, si fa scuola nel centro dell'alta borghesia romana in maniera totalmente diversa. A Roma non possono programmare in maniera uniforme quello che accade. La seconda cosa che mi dice è, quando io gli dico ma come si vivrà ai tempi della Gelmini? E lei dice l'unica possibilità che abbiamo, adesso lottiamo, e stanno lottando, c'è un fortissimo movimento dei genitori e degli insegnanti, ma comunque andrà, l'unica possibilità è quella di mobilitare delle risorse sociali del quartiere, dei genitori, perché tutta una cosa che ci verrà sottratto dallo Stato ce lo dobbiamo riprendere noi. Allora saranno i genitori che faranno il corso di sostegno agli alunni immigrati, sarà l'associazione di volontariato che farà il laboratorio e che farà le uscite per i bambini, perché ovviamente senza le compresenze, senza software, eccetera, eccetera, questo non serve più. E la scuola dovrà diventare un luogo comune, un bene comune di tutti, preso da tutti in carico, perché lo Stato l'ha abbandonato. Allora questa storia secondo me dice molto di quello che ci sta succedendo. Ci dice che tutte le nostre storie individuali di comitati, rendo omaggio all'apertura di questa assemblea dell'amico del comitato di Tragras che ha detto siamo la terra fertile del prato con forte biodiversità, no? Allora ogni storia è irripetibile, non c'è nessuna possibilità di movimento unificante, non c'è una linea programmatica generale che possa mettere dentro in una forma informe quelle che sono delle irriducibili diversità. Non c'è un sapere che parte da un centro e che possa dire al comitato di San Pietro o al comitato nomoro, eccetera, eccetera, qual è la linea, quali sono le forme di lotta, quali sono le scadenze, eccetera, eccetera. Questo ce lo sogniamo, io personalmente non l'ho mai sognato, è un incubo terrificante che qualcuno ha praticato, ma insomma chiuso. Se ha alleggiato dentro questa giornata, no, non c'è, nessuno di noi lo pensa. Perché epistemologicamente, scusate la brutta parola, è teoricamente sbagliato, è radicalmente sbagliato, non si dà più, non è una cosa che proprio non c'è nel mondo nuovo che abbiamo davanti. Quello che si dà è la possibilità, ciascuno, come nella scuola di Vianelli, di riprendersi in mano i beni comuni, di una responsabilizzazione individuale, perché lo Stato non garantisce più niente, lo Stato è solo quella vortice di accentramento di poteri, di meccanismi di controllo di cui ci ha parlato benissimo Luca da Trieste e di cui ci ha parlato bene anche Daniele del comitato di San Pietro. Non ci sono reti di tutela, non ci sono deleghe da dare, non ci sono in qualche modo forme di smussamento di conflitti che stanno emergendo. Allora, in questo modo, in questa fase che dobbiamo guardare in faccia in tutta la sua crudeltà, è anche chiaro che noi dobbiamo essere in grado, come secondo me in qualche modo anche, e un altro elemento di conflitto, non dimentichiamoci,
La scuola di Vianelli riuscirà, io sono certo, a mobilitare risorse dentro quel quartiere, a ritornare a scuola, perché per un anno ha fatto conflitto, ha coinvolto i genitori, ha fatto assemblee, ha fatto sit-in, ha fatto manifestazioni, non perché vuole supplire semplicemente allo Stato, ma perché ha fatto conflitto. Il conflitto è la politica, il conflitto è la cosa per cui tu vedi le cose, il conflitto è il conflitto fra due colori che fanno sì che io possa vedere questo oggetto perché è di un altro colore rispetto a questo. Il conflitto è l'unica cosa che fa risaltare cose che altrimenti rimangono indistinte nella penombra. Allora, oltre al conflitto, io penso che ci sia questa dimensione dell'appropriazione e della responsabilizzazione. Però io penso che ci sia un'altra questione molto importante, che è la produzione di futuro e di desiderabilità, che è la questione del cambiamento, che ormai ne abbiamo un po' persa la questione. Molti di voi vengono da percorsi di sinistra. Una volta la sinistra immaginava il cambiamento e dava la visione del cambiamento, adesso è dentro una visione di conservazione del già dato, del welfare, delle tutele, di quello che abbiamo già visto e che non ci sarà più. Allora è dentro una visione del già stato. Noi dobbiamo invece provocare una visione della desiderabilità del cambiamento, di quello che non c'è ancora, e questo fa muovere le persone, non la paura. La paura fa muovere le persone in una maniera orribile, le fa muovere senza ragionevolezza, le fa muovere contro l'altro. Invece è la desiderabilità di un futuro migliore che ci fa muovere fuori dallo stagno in cui è piombato questo paese, in un'alleanza con gli altri. La paura ci fa muovere contro gli altri, la Lega l'ha capito bene. Allora, la capacità di promuovere e di dare desiderabilità al futuro, secondo me, e non una stretta organizzativistica, di coordinamento, di cose che sono state oggi paventate giustamente, per carità, ma la capacità di lavorare insieme, di dipingere uno scenario, questo io penso che sia il caso di mettercelo come punto, tenendo presente che appunto noi partiamo da punti diversi, rinunciando a un'idea di un generale che ci assuma e sussuma tutti, perché appunto l'abbiamo detto prima, non ci appartiene. Però grazie all'apporto di tutti, dare delle pennellate per in qualche modo dipingere uno scenario futuro di desiderabilità, dipingere quello che potrebbe essere l'Alto Veneto rispetto al piano territoriale regionale, che lo dipinge rispetto agli interessi di cui ha parlato benissimo Massimo, ma che non è solo un escogitamento di una lobby di una minoranza di persone nascoste, ma muove gli interessi, gli appetiti, i desideri della maggioranza delle persone. Noi dobbiamo muovere gli appetiti, i desideri, la responsabilità e la ragionevolezza di un'altra maggioranza di persone, per cui noi dobbiamo intercettare i filoni della anche convenienza economica, delle tasche delle persone, del bisogno di lavoro, del bisogno di famiglia, di casa, a partire dalle filiere del cibo, a partire dalle filiere del lavoro. Noi dobbiamo essere in grado di proporre un'alternativa che non è ovviamente il piano quinquennale costruito da un ufficio studi di una burocratica organizzazione, ma costruito dal percorso delle lotte, dei conflitti, dei saperi complessi che in qualche modo riusciamo a essere catalizzatori itineranti. Io penso che i quartieri debbano in qualche modo porsi questa questione. E penso che oggi dovremmo individuare 2 o 3 punti che sappiano cominciare a essere gli assi di questo scenario desiderabile e che possano essere in qualche modo anche degli appuntamenti come quello di oggi, che secondo me è stato piacevolissimo, interessante, e degli appuntamenti che vadano ad incidere su alcuni temi e cominciano a screzzare questa materia per adesso grigia che abbiamo cominciato a definire. Io questa era la cosa che ci tenevo a raccontare.